I parrucchieri chiusi in pieno lockdown sono stati tra le ultime categorie a riaprire. Un'estate a rilento per poi vedere una timida ripresa a settembre ed ora, nonostante il Veneto sia in fascia gialla, gli affari, almeno in centro a Vicenza, continuano a risentire dell'effetto chiusure delle attività economiche. Purtroppo il lavoro è diventato il 50%, anche perché ci sono gli ostacoli delle transene che c'è per entrare in centro, la gente non ha ben capito che può comunque venire nelle attività. Si lavora a alti e bassi, c'è confusione nel lavoro come nella mente delle persone, c'è anche molta paura. Gli affari, diciamo, sono ripresi. Erano ripresi verso settembre, dall'apertura di maggio verso settembre, e poi con la seconda ondata sono riscesi. Alle 6 chiudono i bar e si svuota il centro, diventa proprio il coprifuoco. Ecco. Quindi anche lei che è aperto, di fatto. Posso dire che alle 6 posso chiudere anch'io perché alla fine la gente gira sempre attorno a tutto quello nella massa. Quando dicevano, beh, ma i parrucchieri, anche se facciamo zona arancione o rossa, possono rimanere aperti, non serve a nulla, cioè sei aperto, hai le spese, ma lavori poco. Se ci si sposta un po' fuori dal centro della città le cose sembrano andare un po' meglio, anche se quanto perso è difficile da recuperare. Siete riusciti un po' a recuperare? No, recuperare non si parla di recuperare, assolutamente. Aspettative per Natale? Difficile fare previsioni. E fino a che ci sono queste chiusure, purtroppo non si possono fare delle previsioni. È impossibile. Sono tutte le previsioni che si potevano fare negli anni scorsi, saltate tutte.